Questo progetto è un progetto datato 2020 che sta andando avanti e che ha una tempistica ben precisa. Questo denota come non si sia mai fermato, nonostante appunto sicuramente l'emergenza, la pandemia, la criticità che noi abbiamo dovuto affrontare, ma soprattutto che abbiamo continuato a programmare, pianificare e guardare oltre. 6 milioni che ritorneranno nel lungo periodo. Ma sicuramente sono investimenti, soldi investiti bene, perché sono soldi investiti in assistenza, in cura, in innovazione, in ricerca, in qualità della vita, come ho detto prima, e quindi sono soldi che sono investiti nel cercare di dare i migliori livelli di assistenza ai residenti del Veneto, ai cittadini veneti. Sul fronte della ripartenza abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di strutture ospedaliere che comunque hanno marciato nonostante questa situazione. Come stiamo andando? Che cosa sul fronte appunto della ripresa anche degli interventi non urgenti? Ma allora le strutture hanno ripreso molto bene, mi ricordo il dato di ieri, più di quasi 350 persone in terapia intensiva non Covid, vuol dire che le nostre sale operatorie insomma stanno lavorando e quindi hanno ripreso anche tutte le attività che erano state sospese, perché appunto avevamo bisogno di personale che fosse totalmente dedicata all'emergenza Covid. Noi abbiamo acquisito dalle USL i singoli piani, ogni USL ha preparato un piano per il recupero delle liste d'attesa e da qui a fine anno abbiamo in itinere di recuperare tutta la mole di liste d'attesa, che sono sia le chirurgiche che sono state sospese, sia le ambulatoriali, ma anche quelli legati agli screening, che per vari motivi in molti casi le persone non si sono sentite di andare a fare lo screening durante la pandemia, perché avevano paura di entrare negli ospedali, che sappiamo essere insomma strutture attenzionate. Quindi da qui a fine anno le USL hanno preparato dei piani ben definiti per il recupero di tutta questa mole di attività. Green Pass obbligatorio almeno in ambito sanitario? Oggi per noi il Green Pass è obbligatorio, lo prevede la legge, quindi non abbiamo fatto nulla di nuovo per quanto riguarda l'accesso alle case di riposo, per quanto riguarda insomma anche all'interno delle strutture ospedaliere, perché appunto riteniamo che siano strutture che devono essere attenzionate e che devono essere guardate con molta attenzione e molta cura, e poi per le altre circostanze che sono previste a livello nazionale, e su questo oggi ci basiamo.